Durante il periodo di asciutta, quando l'acqua viene tolta dai canali per fare la manutenzione, la Federazione Pesca Sportiva, la FIPSAS, ha l'obbligo di recuperare i pesci che lì vi abitano, portarli in salvo per poi reintrodurli nuovamente nel canale originario. Ma qualcosa è andato storto nel canale Vecchia Postumia a Ponzano, dove alcuni residenti hanno segnalato alcuni pesci deceduti. Si tratta, spiega il coordinatore, di un incidente di percorso sempre possibile. In realtà noi abbiamo fatto le attività e sono state impiegate tra sabato e lunedì 38 persone. Sicuramente sì, è capitato magari che c'è qualche pesce che è rimasto indietro, ma non è una moria, si possono contare i pesci. Che può succedere, che capita che rimangono indietro magari in qualche buca dove non si vedono, quello è. In quella zona, tra l'altro, vige il divieto di pesca, in quanto utilizzato per la crescita del pesce. È un canale che viene utilizzato per nursery, per l'accrescimento del pesce. Quando va in asciutta ogni anno, perché è un canale comunque che prende acqua dal consorzio, e quando va in asciutto noi provvediamo a fare i recuperi, come li abbiamo sempre fatti. Incidenti che possono capitare, specie quando il canale non è del tutto accessibile. Può capitare sicuramente qualche pesce che rimane magari incastrato sotto qualche ponte dove non c'è accessibilità, perché ci sono tanti tratti che sono intubati e quindi poi quando si asciuga completamente purtroppo qualcosa c'è. Io sinceramente ho appena mandato anche le guardie a controllare. Situazione sotto controllo quindi e bonifiche che continueranno anche la prossima settimana. Sabato, domenica, lunedì e martedì prossimo c'è l'asciutta dell'altro consorzio, il Piavesella, dove anche là abbiamo 50 volontari impegnati. Sono tutte attività comunque coordinate con la Polizia Provinciale, con i consorzi e quant'altro.